Il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio ha promosso un progetto che riguarda la campagna di allattamento al seno. Sì, è nell'ambito del progetto regionale di accreditamento di alcuni punti nascita siciliani validati dall'Unicef e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'umanizzazione del percorso nascita e la difesa dell'allattamento naturale. Ci sono molti pregiudizi, c'è necessità di avere donne più consapevoli ed informate perché il latte della mamma non si scorda mai, è il combustibile fondamentale che difende la salute della vita futura dei bambini e degli adulti del domani e quindi tutti insieme in maniera interdisciplinare ci dobbiamo impegnare sempre di più per abbattere pregiudizi e per difendere le nostre famiglie, anche le famiglie agrigentine, con uno sforzo di varie professionalità interdisciplinari a migliorare l'allattamento al seno. Quanto è importante formare gli operatori sanitari in merito all'allattamento al seno? Tutti gli operatori sanitari che vengono a contatto con le mamme prima della gravidanza, durante la gravidanza, durante il parto e poi dopo il parto hanno un'importanza fondamentale nella pratica dell'allattamento materno, nel sostenere le mamme all'allattamento al seno. E non solo però gli operatori sanitari, anche tutto quello che c'è intorno all'evento nascita, quindi tutte le figure che entrano in relazione con questo evento hanno una fondamentale importanza. Mi riferisco anche alle altre mamme, alle vicine di casa, alle nonne, alle zie, alla scuola. L'Unicef avverte a livello mondiale un allarme, molte donne non allattano più al seno. Sì, è vero, perché i tassi dell'allattamento materno mondiale sono alla dimissione, sono il 60% e il nostro obiettivo è di far sì che arrivino almeno a un tasso molto più alto. Perché meno mamme allattano al seno? Perché ci sono state tante interferenze. Una mamma è difficile che vede un'altra mamma allattare, ma di solito vedo tante mamme alimentare col biberon e questa è una grande interferenza ed è importante che gli operatori sanitari vengano informati su come sostenere una mamma sull'alimentazione del neonato.